TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Una task force della Polizia Locale di Treviso per garantire la sicurezza del centro, in particolar modo nei quartieri contro episodi di degrado e spaccio di sostanze illecite. A partire da questa settimana sono previsti servizi mirati che interesseranno i principali punti segnalati nei quartieri, con un'attività capillare che si estenderà anche a pubblici esercizi locali e altri luoghi ad alta frequentazione. I controlli coinvolgeranno agenti appartenenti a tutti i nuclei operativi del comando, pronto intervento, nucleo di prossimità, nucleo antidegrado, polizia commerciale e tutela del consumatore, oltre alla polizia giudiziaria. A supporto delle operazioni anche l'unità cinofila con Luke, il cane antidroga che ha già contribuito in passato a importanti sequestri di stupefacente. Parliamo di sanità. Questa mattina è stato firmato il contratto tra il comune di Treviso e l'azienda ULS 2, marca trevigiana, per la concessione di utilizzo di Palazzo Moretti, edificio storico situato in via Isola di Mezzo, destinato a diventare la nuova casa di comunità. L'intervento prevede il restauro, la ristrutturazione e la messa a norma di porzioni di edificio esistente. Nella casa della comunità è prevista l'erogazione di prestazioni di assistenza di base e cure primarie, assistenza specialistica ambulatoriale, diagnostica di laboratorio di base per immagini. Nella nuova struttura saranno realizzati 14 ambulatori specialistici, un punto unico di accoglienza, un punto prelievi e servizi comuni. L'immobile di proprietà del Priorato Laicale di Santa Maria Mater Domini de Fossis è stato affidato al comune di Treviso e ora concesso in godimento all'ULS 2. I lavori partiranno nei prossimi mesi. E domani, giovedì 5 giugno, nella sede dell'associazione Anteas Amici di Godego in piazza 11 febbraio, ci sarà l'incontro dal titolo Prendersi cura della persona con decadimento cognitivo grave a casa dei suoi aspetti medici quotidiani. Il relatore è il dottor Mauro Tagliapietra, medico geriatra. L'iniziativa nasce come servizio per i familiari che si prendono cura di un loro caro con demenza o Alzheimer in ambiente domestico, ma è aperta anche a volontari, badanti, operatori, professionisti del settore e a tutti coloro che possono essere interessati e sensibili alle problematiche legate all'invecchiamento e al decadimento cognitivo. Questo, come tutti gli altri incontri, la cui partecipazione è libera e gratuita, si svolgono dalle 17 alle 18:30. Parliamo di sport e solidarietà. Sabato 7 giugno alle ore 10 il campo sportivo di Farra di Soligo si trasformerà in un palcoscenico di sport e solidarietà, appunto. Le squadre davvero speciali si affronteranno in una partita di calcio benefica a favore della fondazione Oltre il Labirinto, in realtà da anni impegnata nell'aiuto alle persone con disturbi dello spettro autistico. In campo scenderanno da una parte una squadra del tutto inedita, quella degli amministratori locali dei comuni delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e dall'altra i giornalisti trevigiani di TV Pressing, sodalizio che da più di 20 anni contribuisce a raccogliere fondi e sensibilizzare la popolazione nei diversi ambiti del sociale. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.